in grado di cambiare il paese da solo, ve lo dico. O lo facciamo insieme con queste persone o non cambia più. Però vi dico questo, noi abbiamo già vinto, qualsiasi coalizione di governo di questa gentaglia che vada su, il governo durerà 6 mesi al massimo e torneremo alle elezioni fra 6 mesi. E se non è adesso, fra 6 mesi facciamo banco, li mandiamo via tutti. Io spero subito. Ora si presentano coloro, venite. No, venite avanti, avete una scaletta, chi è che parla per primo? No, è uguale. Dai, è uguale. Sì, è uguale. Allora, io sono Paola Delpin, vengo da Treviso, provincia di Treviso. Grazie. Allora, ho 46 anni, quello che mi piace dire, scusate, lo ripeto, sono mamma di 2 bambissimi bambini, sono un'artigiana, conosco il mondo, insomma, quindi un po' di esperienza ce l'ho nel mondo dell'artigianato, ma quello che secondo me nel mio percorso di vita, io non sono più tanto giovane, la cosa più importante che mi è capitata e anche più difficile è quello stato di diventare mamma, perché in questo stato, lo dico proprio con il cuore, le mamme sono degli eroi, sono veramente perché ti trovi o hai la famiglia di spazio e lavori, io ho anche la fortuna di lavorare, quindi se lavori e in più diventi mamma è una guerra. Avere dei bambini oggi, vedere questa società che mettere su famiglia, rinunciano, figuriamoci a fare dei figli, è una cosa difficilissima. Allora io come donna che faccio parte appunto di questa popolazione, insomma, dico, è una cosa importantissima, penso, per le donne diventare madri e quindi lo Stato ci deve aiutare. Dobbiamo pensare, io ieri vedevo una trasmissione che trasmetteva di come vivono le donne del nord Europa, noi dovremmo mirare a quello, insomma, facciamo il part time, lo Stato ci deve aiutare, ci deve dire ok, la mamma deve lasciare il bambino all'asilo, ma lo deve lasciare con tranquillità, non esiste che qui in Italia se diventi è un'agonia perché non sai dove lasciarli, se hai la famiglia bene la nonna oppure sei finita veramente, e poi capiamo perché si dicono le famiglie, perché è veramente uno stress pazzesco. La mia esperienza vorrei portarlo in questo settore, poi ci sono tante altre che hanno esperienza sull'altro, però quello che mi sento io è proprio di dire cerchiamo di progredire e di copiare quelle cose positive che ho visto dei paesi del nord, che per noi ci sembrano veramente un futuro. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Arianna Spessotto, ho 27 anni, sono laureata in economia, ho un master in sicurezza sul lavoro e ambiente. Io volevo spendere 2 parole solo per parlare di un problema che riguarda tanto anche il Veneto, che è quello del dissesto idrogeologico e riguarda appunto l'82% dei comuni d'Italia. Noi sprechiamo tanti soldi, però sulla prevenzione di questo problema non investiamo praticamente niente, anzi paghiamo molto di più perché di solito interveniamo sempre a danni già causati, a danni già fatti. Solo dal 2009 al 2012 abbiamo speso 1 milione di euro al giorno per cercare di sanare questi danni e per un totale di 2 miliardi di euro in questi 3 anni, e abbiamo speso molto meno in 10 anni di prevenzione. Quindi credo che uno dei settori in cui sia fondamentale intervenire sia proprio la prevenzione del dissesto idrogeologico, che è un problema molto diffuso, e in questi fondi li potremmo prendere ad esempio togliendo i soldi alle grandi opere inutili, perché sono effettivamente delle opere inutili. Basti pensare al TAV, che è un problema che riguarda anche noi in Veneto, che in Giappone con 9 milioni, per fare 1 chilometro servono 9 milioni di euro, in Francia e Spagna 10 milioni di euro, in Italia in media 70 milioni di euro. Già da questo si capisce quanto marcio c'è dietro a queste opere inutili. E vabbè, poi si potrebbe tagliare anche da tante altre parti la spesa militare. Quello che volevo dirvi è che appunto il vostro contributo è fondamentale, appunto noi siamo solo dei portavoce, ma senza di voi non facciamo niente, dobbiamo tutti essere partecipi e dare il proprio contributo al movimento e al cambiamento. Grazie. Buonasera a tutti.
Io sono Marco Davilla, sono di Mestre, ho 37 anni e sono impiegato in Camera di Commercio di Treviso. Io volevo solo dire qua il motivo per cui io sono qua, un buon motivo per essere qua, e è combattere la rassegnazione. Dobbiamo iniziare a combattere la rassegnazione, avere una classe politica e una classe dirigente che ormai è legata a doppio filo ai poteri finanziari, alle banche, ai poteri economici, e fanno gli interessi di queste lobby, di questi interessi delle proprie famiglie e familiari. E questo, scusate l'emozione, e basta. E noi abitanti di Venezia, Marghera e Mestre, basta che ci guardiamo attorno per vedere gli effetti di questi legami. Basta che guardiamo qua fuori, adesso è coperto dalla gente, ma c'è una rotaia di un tram che è stato costruito a Marghera e non è mai passato. Un tram che da ottobre è fermo a Mestre e non sappiamo quando ripartirà. Poi abbiamo il Mose che sta distruggendo la nostra laguna, l'ambiente lagunare, le grandi navi che sono come un elefante che passano in un negozio di cristalleria che è Venezia. E ancora, se noi guardiamo a est, c'è tutta una zona che è ancora prati, che è ancora agricola e che è 1,5 metri sotto il livello del mare e che è destinata a essere cementificata con Tessera City, con il quadrante Tessera. E se guardiamo verso Padova abbiamo Veneto City, un'altra enorme cementificazione. Allora che senso ha uno sviluppo economico che fa questo, che fa ricchi pochi gruppi industriali, pochi grossi gruppi industriali e molto probabilmente i politici che li appoggiano? E allora io voglio dire, di solito i politici fanno promesse e di recente ne abbiamo sentite alcune che veramente sono senza pudore, promesse senza pudore. E io voglio invece avere la sfacciataggine di chiedere una promessa a voi, una promessa di darci una mano, di seguirci, di criticarci, siamo qua, ma aiutateci e impegnatevi e partecipate nelle vostre città, in città qui e nei vostri paesi. Andate nelle associazioni, andate nei comitati per il territorio, per la difesa del territorio, andate nel volontariato. E una cosa che vi chiedo che potete fare subito è andare, quando è finito, ai banchetti, perché abbiamo bisogno di rappresentanti di lista, perché abbiamo bisogno di cittadini che controllino il regolare svolgimento delle elezioni. E quindi andate, dite il vostro nome, dite il comune in cui risiedete, date una mail e un numero di cellulare, perché così possiamo coprire tutti i 250 seggi che abbiamo a Venezia e altrettanti in tutta la provincia. Ecco, questo vi chiedo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Federico D'Inca, sono di Belluno, io ho 36 anni, sono felicemente sposato, ho una laurea in economia e il mio messaggio è questo, il mio messaggio di speranza. Fin troppo io parlo con i giovani ogni giorno e mi ritrovo in questa situazione qua di guardarli in faccia e di chiedergli: ma voi da grande cos'è che volete fare? E l'unica risposta che prendo è questa: io me ne voglio andare. Non è possibile. Come si fa a pensare di andarsene dal paese più bello del mondo, dall'Italia? Come si fa a pensare con una cosa del genere? Beh, c'è un motivo, ed è un delitto quasi, ed è il motivo del fallimento di questa classe dirigente. Questa classe dirigente ha fallito perché ha tolto la speranza ai nostri giovani. Questo è il più grande delitto in questo momento qua. L'ambiente, come anche Beppe. Vorrei parlare della green economy, che potrà essere un'opportunità per il nostro paese. Non ci possiamo fossilizzare e continuare a costruire capannoni vuoti, strade che non portano da nessuna parte per muovere camion vuoti. La green economy dà la possibilità anche alle piccole imprese di migliorare il nostro futuro, perché faremo le stesse cose con meno energia, con più efficienza, lasciando i soldi in tasca alle persone. Quindi il movimento è per questa cosa. Anch'io sono attivo anche in un'associazione ambientalista
e porto il mio contributo per migliorare l'ambiente, quindi salute. E questo gli altri partiti non lo propongono, se ne sono dimenticati. Per questo dovete dare fiducia al Movimento 5 Stelle. Grazie. Io voglio solo fare un breve intervento. Pensate che il cittadino venga messo al centro della società del PDL o da Monte, allora votate per loro. Però noi pensiamo che sia il Movimento 5 Stelle che ha il pensiero di portare le persone al centro di quella che è la società. Ma per fare questo ci sarebbe il vostro aiuto, quindi votate per voi e quindi usate noi come il vostro portavoce. Federico Buonarrotto, va bene, ciao a tutti, io mi chiamo Federico Bonollo, sono di Jesolo, sono di Jesolo, ho 35 anni appena compiuti, sono diplomato in ragioneria e come lavoro faccio il musicista, insegno ai bambini a suonare tutti insieme, faccio un po' il blogger e soprattutto mi occupo di democrazia diretta, che è quello che sto per raccontarvi come mia specializzazione, diciamo. Beh, la democrazia diretta è il motivo principale per cui io sono il Movimento 5 Stelle, infatti nel Veneto orientale abbiamo già portato 4 iniziative di delibera per far cosa? Per cercare di portare questi referendum propositivi senza quorum dentro i comuni, perché quelli che abbiamo noi, il referendum abrogativo, non serve a niente, 50 anni fa era anche abbastanza avanzato, ormai. Buonasera, mi chiamo Sonia Xausa, sono da Caorle, faccio l'impiegata e sono operatrice turistica. Io vengo dal Veneto orientale dove ci sono degli scempi ambientali pazzeschi, le coste le vogliono cementificare, vogliono distruggere Valle Vecchia, Valle Ossi e vogliono darsene dappertutto. Se entriamo nell'entroterra verso Portogruaro c'è la Zignago Power e una serie di altri centrali e inceneritori che stanno avvelenando la popolazione. A Portogruaro il comitato di cittadini trasversale di destra e di sinistra ha raccolto 10.000 firme e le ha portate a Zaia 2 anni fa. Non si sono mai fatti vedere, questa gente non sa a chi rivolgersi, sono disperati perché hanno i figli che muoiono e hanno un inquinamento per le prossime generazioni. Vorrei che fosse cambiata la legge 2003 in maniera che gli incentivi vadano soltanto alle fonti rinnovabili, perché ci sono in progetto più di 200 centrali a biomassa e inceneritori in tutto il Veneto. Anche la vostra ditta, la Veritas, ha appena assorbito la nostra che si chiama ASVO e ha il progetto, visto che dovrebbe lavorare con riciclaggio, di fare un nuovo inceneritore qua a Fusina. Vorrei che fossero disincentivati queste assimilate. Grazie. Dedicare un applauso veramente, perché è veramente una cosa bellissima, alla lingua dei segni per i sordi, e ci sono i sordi, fatemi riconoscere per favore. Li vorrei salutare tutti insieme, il gesto è questo, se mettete sulle mani facciamo una foto. Ecco, siamo tutti sordi per adesso, grazie di essere venuti. Dunque, abbiamo quasi finito, però io voglio presentarvi una cosa strepitosa. Noi all'inizio abbiamo fatto le liste civiche, hanno fatto le liste civiche, io queste persone le ho conosciute la maggior parte adesso e quindi mi sono presentato, e poi c'è il sindaco di Mira, Alvise, vieni. Fantastico, è stato il primo, uno dei primi in Veneto. Ciao. Grazie. Guardate, sono 8 mesi ormai che noi siamo lì dentro, e gli occhi dei cittadini che noi siamo, che abbiamo portato là dentro, di cose ne hanno viste tante e ne abbiamo fatte tante. Ci sono delle cose
di cui ci dobbiamo rendere conto: è finito il tempo della delega. Non crediamo di cavarcela con la X sulla scheda. Guardate che tutto quello che non controlliamo, che non impariamo, che non capiamo da noi, va a vantaggio di qualcun altro che non lavora per forza per noi. Quindi io l'ho già detto 8 mesi fa su un palco che credevo sarebbe stato l'ultimo, e non è stato così. Guardate, non c'è un momento di tregua, questo è un momento di crisi per tutto il paese. Noi del comune ne vediamo uno spiraglio, una scheggia, già quello è una mole di lavoro enorme che va portata avanti giorno per giorno. Questa è l'occasione, c'è voluta una crisi terrificante per riuscire a svegliarci. C'è voluto un comico che ci ha fatto rendere conto di quanto in basso siamo scesi, di cosa abbiamo accettato. Ma perché? Perché negli altri paesi d'Europa un ministro sbaglia la bibliografia della sua tesi di laurea e si dimette, e qui quello che portiamo avanti, guardate, è molto più di una battaglia politica, è una battaglia culturale, è una battaglia di pretesa, di elevazione delle nostre pretese culturali, politiche e anche intellettuali. Non dobbiamo più permettere a nessuno di trattarci in questa maniera. Quello che facciamo a Mira, io non ve lo dico perché lo sapete già, basta andare su internet. Per favore, lasciate stare quei giornali. Non ho parole per descrivere quello che sta succedendo. Io la mattina prendo la bici, vado in comune e mi tocca passare davanti alle edicole, vedo di quelle cose veramente incredibili. Cioè, abbiamo dei consiglieri che prendono 36 euro lordi per 4 ore di consiglio comunale, sui giornali viene fuori che prendono 1.000 euro al mese. Abbiamo un assessore provinciale al lavoro, PDL, che ci ha portato in consiglio una proposta per togliere il gettone di presenza ai nostri consiglieri. Ha alzato la manina il nostro consigliere più giovane, un 19enne, che dice: scusi, io tiro 22 euro netti, mi servono per pagarmi la benzina, lei tira 63.000 euro all'anno, ma mi spiega che taglio mi viene a fare? Cioè, io non sto a dirvi che con noi lo stesso servizio, una cosa a caso, un ponte costava 50.000 euro all'anno, siamo arrivati noi a usarlo, adesso ne costa 30, cioè un risparmio del 40%. Solo guardando le linee telefoniche abbiamo trovato decine di migliaia di euro sprecate solo perché si continuava a pagare canoni su linee che erano inesistenti, inutilizzate. Non vi sto a annoiare su questo, perché questo lavoro lo fa qualunque padre di famiglia che arriva a casa, guarda i conti e si comporta con dignità e con rispetto per il denaro che ha. E poi guardate, io non potrò mai dire tutto quello che... perché vivo sotto shock, per cui... Ma c'è un'ultima cosa, c'è un duplice appello. Uno a noi tutti cittadini, e a questi che io mi auguro entreranno tutti e si metteranno a fare i cani da guardia e i lavoratori a progetto come siamo noi. Loro non devono mollare un attimo e non devono cedere, perché giorno per giorno riceveranno, e io lo vedo nel mio piccolo, una quantità di offerte, proposte, tentativi. Non bisogna cedere mai un compromesso, è la cosa più dura ma non c'è alternativa. E non crediate di avere la vita più facile, perché la stessa cosa tocca a ciascuno di noi, la stessa determinazione, la stessa... bisogna essere integerrimi, ecco, tutto qui. Ragazzi, buon lavoro, forza! Un'ultima cosa, continuano a chiedermi cos'è che vi dice di fare Grillo, cos'è che vi dice di fare Casaleggio. Oh, ma nessuno se ne rende conto. Queste cose o le facciamo noi, non le fa nessuno. Io Casaleggio manco sapevo chi fosse. Mi ha chiesto un giornalista, ma allora com'è andata con Casaleggio? Che dire? Ma chi che... Cioè, rendiamoci conto. Grazie. È così. Allora, molti dicono che cosa vanno a fare i grillini, non hanno esperienza.
devono andare in Parlamento a governare, un'altra cosa. Io mi sono documentato di qual è l'esperienza di un parlamentare, a parte quella che sappiamo tutti, ma bisogna analizzare sotto il profilo psichiatrico, non politico. No, ma veramente, perché fanno un lavoro di cui non capiscono l'utilità, perché vanno a votare con un voto elettronico, sì o no, in base a una direttiva del segretario che hanno, quindi sì o no, e votano leggi che non devono capire, perché sono leggi che dicono il comma 7 che modifica il comma 9 della legge 2011 del 2014, che modifica il comma 17, è tutto così. Allora loro, essendo frustrati mentalmente, fai un buon lavoro che tutto il giorno non sai quello che fai, allora per dimostrare che sono persone di spessore vanno nei talk show in televisione e fanno articoli sul giornale e interviste, è questo. Quindi se noi abbiamo la fortuna di mettere dentro 100 persone, noi abbiamo già rifiutato i rimborsi elettorali, su 100 persone sono 100 milioni di euro, abbiamo già detto di no, non li prendiamo, no, perché ora io cioè, sono di Genova, ora cioè, a casa mia non mi parlano da 2 mesi, no, non prendiamo, non è la nostra, neanche nella nostra idea, ci abbiamo neanche mai pensato, ma se mettiamo 100, secondo le proiezioni di adesso entrerebbero 100 persone così. Se entrano 100 persone così è finita per quella gente lì. Noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, vedrete cosa c'è dentro, inciucci, inciuccini, amanti, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti, a chi e come. È per quello che facciamo paura, signori. Qui adesso il 24, il 25 sarà un salto nel buio, non è un salto nel buio, sarà un salto nella luce. È meglio fare un salto in questa luce qui che un suicidio assistito con queste cariatidi che ci portiamo avanti da 30 anni. Grazie a tutti, chi è convinto, chi va dito, chi è convinto, che va dito, che ti ho convinto. Grazie, e ora andate in Roma. Grazie. Grazie a tutti, siete stati fantastici, grazie anche a voi. C'è se volete dare qualche cosina. Come si dice qualche cosina nel getto? Qualche cosina anche voi soli, non cercate di non capire. Allora, qualche cosina li viviamo di emendamenti. Grazie, di emolumenti. Grazie, arrivederci a tutti. Ci vediamo presto, grazie. Se veo che se veo. La sigla.